Oggi mi sento intanto di ringraziarvi per essere qui in tanti e dirvi che Leonardo, che è il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli, vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre qui con voi. È la prima a prendere la parola nel giorno dell'addio Nicoletta Del Vecchio. È lei a ritrarre l'uomo, il marito, l'imprenditore e a farlo davanti a una folla di oltre 5.000 persone. Fuori e dentro il Pala Luxottica ci sono il dolore, il contegno, l'orgoglio e la gratitudine. Grazie infatti è la parola più ricorrente, la si legge anche sugli striscioni. Quella di Luxottica e della Gordino è una grande famiglia che si stringe a quella più piccola, quella biologica e viceversa. Il legame è profondo, come testimoniato anche dalle parole dei figli. Durante la mia ultima visita in ospedale, lui era molto nervoso, ma quando stavo per andare mi ha chiesto dove andavo. Io gli ho detto che andavo ad Agordo per vedere la fabbrica. Non l'ha mai chiamata stabilimento, l'ha sempre chiamata la sua fabbrica, che a causa del Covid non avevo visto da tempo. Nel sentire questo il suo viso si è illuminato e con un sorriso bellissimo mi ha detto: la fabbrica è così bella adesso. Accanto ai familiari e collaboratori di una vita, ai dipendenti, agli amministratori del territorio, anche tanti imprenditori, da Luciano e Alessandro Benetton a Paolo Berlusconi e l'ex amministratore delegato Andrea Guerra. Com'è possibile che un seme simile a un granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, seminato in un campo, una volta cresciuto e più grande delle altre piante, si è chiesto durante l'omelia il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni? È questa anche la parabola dell'occhiale. 30 i pullman partiti da ogni angolo della provincia, elicotteri, forze dell'ordine e volontari hanno garantito un flusso regolare, migliaia di dipendenti collegati dalle tante filiali sparse per il mondo. Il feretro è poi partito tra due ali di folla, l'ultimo applauso al cavaliere nella consapevolezza che c'è un prima e ci sarà un dopo.